Il depuratore di Santa Margherita Ligure è tornato operativo al 100%, colpito dalla mareggiata l'impianto era attivo in pretrattamento, ora il riavvio completo delle funzioni interne. Salta la pubblicazione in Gazzetta, l'insegnamento dell'educazione civica slitta al 2020-2021 è una delle conseguenze del caos di governo. E ancora la scuola, la crisi di governo blocca i concorsi, i precari rischiano così di rimanere senza una soluzione, la questione riguarda anche gli insegnanti del nostro territorio. Un nuovo manto stradale per la statale 586 della Val d'Aveto. Oltre 7 milioni di lavori gestiti da ANAS sono già iniziati e, salvo imprevisti, saranno ultimati entro l'autunno. Picco di presenze a Santo Stefano d'Aveto nel mese di agosto. Il Comune guarda già avanti. L'obiettivo è finanziare l'innevamento artificiale di un'area che comprende il Prato della Cipolla. La Virtus Entella si è presentata alla città di Chiavari, i giocatori hanno sfilato davanti ai tifosi in piazza Fenice, il calciomercato è ancora aperto e si attendono nuovi acquisti. Gli antichi mestieri e i prodotti della Valle del Biologico protagonisti alla quarta edizione di San Pietrovare in fiera. Tante persone nel fine settimana hanno animato la frazione di Varese Ligure. Lavori di messa in sicurezza a Carasco, terminati quelli sullo Sturla, si lavora per rinforzare la scogliera a Rivarola, prima dell'inverno prevista anche una pulizia degli argini. Arrivano i fondi per la riqualificazione energetica della scuola di via Lombardia a Sestri Levante, sarà dotato di un pavimento che trasforma l'energia cinetica in energia elettrica. Pronta entro fine anno la piazzola dell'elisoccorso a Pralungo di Mezzanego, il comune è in attesa che Enel sposti le linee aeree. Lavagna studia i flussi di traffico, i commercianti positivi su eventuali pedonalizzazioni, ma con un timore, la possibile congestione dell'Aurelia e dell'accesso all'ospedale. E infine il caos treni, dopo la soppressione di 23 convogli il 16 agosto, pochi giorni dopo si rompe il locomotore dell'Intercity Livorno-Milano. La Regione scrive a Trenitalia, saranno comminate delle sanzioni. Un saluto a tutti e bentornati al telegiornale Guardando la settimana, un focus sui servizi che abbiamo trattato negli ultimi 7 giorni. Iniziamo proprio dalla giornata di lunedì con una buona notizia giunta da Santa Margherita Ligure che recupera le ferite causate dalla mareggiata dell'ottobre scorso. Infatti il depuratore è tornato operativo al 100%. Vediamo il servizio e poi ci ritroviamo in studio. Anche il terzo dei gravi problemi cagionati dalla mareggiata di ottobre al comune di Santa Margherita Ligure è stato risolto. 9, 14 e 17 agosto, 3 date per 3 soluzioni, nemmeno 10 giorni e Santa Margherita Ligure ritrova la sua normalità. Il primo passaggio riguarda l'approvazione del primo lotto del progetto definitivo di messa in sicurezza del porto, un documento passato prima in conferenza dei servizi, poi in giunta nei primi giorni di agosto. La vigilia di Ferragosto poi, l'apertura a doppio senso di marcia della provinciale 227 per Portofino, arrivata con alcuni mesi di ritardo ma che segna una svolta fondamentale per i trasporti, anche se a fine mese il semaforo tornerà temporaneamente per consentire i lavori di finitura della strada. Ora, i Reti ha comunicato che anche il depuratore è tornato funzionante al 100%. Dopo i lavori durante l'inverno, nei mesi di maggio e giugno 2019 sono stati eseguiti i test propedeutici per il riavvio dell'impianto di punta pedale. Nella prima metà di luglio è stato avviato il comparto biologico con la progressiva partenza di 2 delle 4 linee di membrane, attività che ha permesso di iniziare la fase a pieno ciclo a partire dal 15 luglio. Dopodiché sono proseguiti gli interventi per poter attivare tutte e 4 le linee di membrane e per la messa a regime di tutti i comparti del depuratore, lavori che si sono conclusi pochi giorni fa. Un risultato che, per il sindaco, è stato ottenuto grazie al lavoro di squadra degli enti coinvolti, in primis comuni, regione e città metropolitana. V'è da dire che il depuratore ha sempre funzionato regolarmente in pretrattamento e questo ha consentito di non inquinare l'acqua del nostro mare, tant'è vero che anche nel 2019 Santa Margherita Ligure ha conquistato la bandiera blu. Ma adesso è stata ripristinata la totale funzionalità dell'impiantistica interna, quindi il depuratore è tornato come prima. Ci tengo a ringraziare il dottor Gnocchi e tutto il suo staff per l'impegno posto in maniera continuativa al fine di ottenere questo risultato. Nelle giornate di martedì e di mercoledì abbiamo trattato del caos di governo con un focus particolare, quello della scuola, che risente di questa situazione di stallo, in particolar modo perché è saltata la pubblicazione in Gazzetta dell'insegnamento dell'educazione civica, che dunque slitterà al 2020-2021. E poi c'è il problema dei concorsi, i precari rischiano infatti di rimanere precari. Vediamo i servizi.
È l'educazione civica la prima vittima del caos di governo. In questa situazione di stallo, nei corridoi del Parlamento si è persa la legge 1264 sull'insegnamento dell'educazione civica a scuola, approvata in via definitiva dal Senato lo scorso 1 agosto, ma non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La materia avrebbe dovuto essere introdotta a decorrere dal 1 settembre del primo anno scolastico successivo all'entrata in vigore della legge. Per far sì che partisse nell'anno 2019-20, la pubblicazione doveva avvenire in Gazzetta entro il 16 agosto. Così l'entrata in vigore sarebbe caduta entro il 31 di questo mese e quindi l'anno successivo sarebbe stato il 2019-20. Tuttavia, questa pubblicazione non c'è ancora stata, quindi giocoforza l'entrata in vigore sarà dopo il 1 settembre di quest'anno, già nel nuovo anno scolastico. Di conseguenza, l'anno di scuola successivo all'entrata in vigore della legge sarà il 2020-2021. Si perde così un anno di educazione civica nelle scuole, un voto significativo per il mondo di oggi e il futuro dei ragazzi. Del tema si parla anche nelle scuole del nostro Tigullio. Sicuramente è un'occasione che ci fa ritardare dal punto di vista della comunità educativa degli studenti. È anche vero che le scuole si stanno attivando per sopperire un attimino a questo vulnus, a questo vuoto, e andremo avanti con le nostre forze. Perché oggi è importante insegnare l'educazione civica ai ragazzi? Ma è importante perché abbiamo parecchie derive dall'una e dall'altra parte, per cui la gente magari non comprende che il tema dell'immigrazione non è semplice, ma è estremamente complesso, però bisogna dare possibilità a tutti i ragazzi di interagire e di integrarsi. Dall'altra abbiamo il doveroso rispetto delle istituzioni che non sempre viene percepito. Il decreto salva precari è il frutto di un accordo che il 24 aprile è stato sottoscritto insieme al Presidente del Consiglio, che si è fatto garante di quell'accordo, e quel decreto è la modalità, un provvedimento legittimo ma doveroso per risolvere una situazione critica che nella scuola si presenta ormai da anni. Ecco, possiamo spiegare che cosa avrebbe previsto questo accordo? Certo, avrebbe previsto la possibilità di mettere in cattedra quanto prima migliaia di precari che continuano da anni a svolgere il loro lavoro senza però avere la possibilità di essere stabilizzati. Cosa mancava affinché fosse attualizzato? Allo stato attuale manca solo la firma di alcuni ministri perché questo decreto possa andare in Gazzetta Ufficiale e diventare a tutti gli effetti esecutivo. Questo iter in questo momento risulterebbe bloccato. Chi lo blocca in questo momento se ne assume la responsabilità. Il decreto sostanzialmente risolve un problema di stabilizzazione di personale che da anni lavora in varie aree d'Italia, aree geografiche dell'Italia, dando garanzia della propria competenza e capacità. Basta solo e semplicemente vedere quali sono i dati invalsi. I dati invalsi ottenuti che hanno dato i migliori risultati sono in aree geografiche dove il personale precario è maggiore. Questo significa che il personale utilizzato, che è personale che ogni anno continua a esercitare la propria professione, lo fa dando garanzia allo Stato di poter assolvere al diritto di studio che è costituzionale, ma allo stato attuale continua a farlo da precario. Si parla in tutta Italia di 80.000 circa persone precarie, adesso in questo caso con tanti anche posti vacanti che cosa si potrà fare? Si continuerà a riutilizzare personale precario. Se non si ritrova una soluzione politica volta a stabilizzare il personale, quindi dargli la possibilità tramite un decreto legge di poter essere inserito in ruolo, noi abbiamo l'unica possibilità per immettere personale stabilizzato nelle scuole attraverso i concorsi. Adesso noi abbiamo diverse persone che sono anche abilitate ma che se non hanno un concorso ulteriore non potranno avere una cattedra in via definitiva. Sono tanti i temi di metà settimana, siamo stati in Val d'Aveto per vedere qual è la situazione dei lavori lungo la statale 586, su questo abbiamo sentito i sindaci di Santo Stefano e di Rezzoaglio, ma abbiamo parlato anche del turismo in Val d'Aveto, poi lo spazio allo sport con la presentazione della Virtus Entella alla città di Chiavari, i giocatori hanno sfilato davanti ai tifosi in piazza Fenice e infine abbiamo parlato di San Pietrovara in Fiera, la quarta edizione che ha portato
Tante presenze nel fine settimana nella frazione di Varese Ligure. Vediamo tutti i servizi e poi ci ritroviamo in studio. Un nuovo abito per la statale 586 sarà pronto prima dell'inverno. Lo sta confezionando ANAS, con 2 interventi mirati per ripristinare una viabilità accettabile nella principale via di collegamento tra la Val d'Aveto e la Riviera. Il primo intervento, iniziato lo scorso 22 luglio, riguarda la riasfaltatura nel tratto tra Cabanne e Rezzoaglio, individuato come quello nelle condizioni peggiori. Il costo dei lavori è di circa 1.250.000 euro. La fine è prevista per il 14 settembre. Sempre a settembre dovrebbe iniziare la seconda tranche di lavori, un intervento da 6 milioni per risanare la sede stradale nel tratto tra Rezzoaglio e Santo Stefano e di una parte della statale 654, quella che collega Rezzoaglio e Piacenza. Non solo una riasfaltatura quindi, ma un intervento più invasivo, che riguarda tutti gli strati della pavimentazione stradale e non solo quelli dove siano presenti buche o altri danneggiamenti. Questa tipologia di lavori richiede condizioni meteorologiche favorevoli, senza precipitazioni di alcun genere e con temperature superiori ai 7 gradi centigradi. Ne consegue che la data di fine intervento possa variare. Soddisfazione tra i sindaci dei comuni della Val d'Aveto, che si sono adoperati per incalzare ANAS ad intervenire il prima possibile. Siamo riusciti a far partire i lavori di asfaltatura tra Cabanne e Rezzoaglio. Adesso devono ancora finire perché c'è stato il periodo delle ferie estive e poi abbiamo un ulteriore lotto, un bando di 6 milioni di euro già pronto per partire, quindi verranno messi a posto i vari cedimenti strutturali che la strada purtroppo ha avuto in questi anni di manutenzione provinciale, che non è stato fatto niente. Lavori che a mio avviso e non solo mio stanno facendo molto bene, perché il nostro problema è anche la qualità proprio dell'asfalto, in quanto nell'inverno con la neve, con gli sparti neve, se l'asfalto non è buono, l'anno dopo si è di nuovo nelle stesse condizioni. Ora, ci hanno assicurato che questo è un tipo di asfalto che usano per le autostrade, per cui dovrebbe resistere agli sparti nevi e alle varie problematiche invernali. Santo Stefano d'Aveto non è solamente un rifugio dalla calura estiva, ma un comune montano con proposte turistiche varie e strutturate, che vanno dalle attività sportive ad eventi serali di intrattenimento. La località sconta in parte il fatto di essere meta quasi esclusivamente per turisti italiani, i quali storicamente concentrano le proprie ferie nel mese di agosto. Le presenze in luglio sono infatti molto lontane dai numeri delle prime settimane di agosto. La stagione ha funzionato come del resto funziona tutti gli anni. L'unico mese che abbiamo avuto grosse difficoltà è stato maggio. Poi giugno, luglio, agosto qualcosa si fa sempre, ecco, più nel weekend. Agosto poi i 15 giorni canonici dove tutti sono in ferie e noi siamo ben contenti di accoglierli. Ci dicono che quest'anno, vuoi per il caldo che ha fatto in Riviera o in città, ci siano state un po' più di flusso di persone così, e quindi speriamo vada avanti così, insomma. Da fare non è che ci sia tanto, c'è da sviluppare, c'è da pubblicizzare, perché qua abbiamo impianti sportivi di qualsiasi tipo, soltanto che forse sono poco conosciuti, sono poco pubblicizzati, ecco. Tutti i servizi che possono essere comunque annessi a bambini, famiglie, ragazzi, tutto sono i ben accetti. Tutti i servizi che possono avere in Trentino o da altre parti dobbiamo cercare di farli qua. Con la fine dell'estate la speranza per chi lavora a Santo Stefano e in Val d'Aveto è quella di un autunno piovoso che favorisca una buona stagione per i fungaglioli. Discorso analogo per l'inverno, dove copiose nevicate favorirebbero l'utilizzo degli impianti sciistici di Santo Stefano. Abbiamo sempre il progetto totale dell'innevamento artificiale, che però stiamo cercando di finanziare quantomeno il primo lotto che riguarda l'arrivo del primo tronco della seggiovia e l'innevamento di tutto il prato della Cipolla. Si riparte con la festa, come quella scoppiata all'ultima giornata dello scorso campionato con la Virtus Entella promossa in B. Piazza Fenice si è stretta attorno ai biancocelesti, pronti ad affrontare la nuova sfida già sabato sera al Comunale contro il Livorno. La società sta ancora lavorando per rafforzare la rosa. Il mercato finisce ancora tra qualche settimana, si sta lavorando per portare dentro qualche altro giocatore. Non è facile perché non è solo l'Entella sul mercato, ma ci sono tante altre squadre incomplete, ma qualcos'altro sicuramente arriverà. I giocatori hanno sfilato davanti ai tifosi, la squadra non vede l'ora di scendere in campo. Quest'anno la presentazione è avvenuta tardi rispetto al solito, segno di impegno in questi mesi estivi e di grande concentrazione.
Siamo veramente a ridosso della prima di campionato, che sabato si gioca con Livorno. Colgo anche questa occasione per invitare tutti i chiavaresi a venire a sostenere l'Entella, perché quest'anno è dura. Siamo abituati a un campionato non facile, ma come quello della C, dove si fa bene. Quest'anno cambia la musica e quindi abbiamo bisogno veramente dell'aiuto di tutti. Penso che la Serie B sia un patrimonio di tutti, a partire da noi giocatori che cerchiamo di fare sempre meglio, avere sempre più ambizione, cercare di arrivare più in alto possibile. È una categoria che comunque dà immagine a tutti, alla città, e penso che questi tifosi l'abbiano capito. Per Chiavari la Serie B è come una Champions, scherza il sindaco, salito sul palco per far festa con la società. Il primo cittadino si augura che il campionato non dia grosse sofferenze e invita i chiavaresi allo stadio. Ho rinnovato l'abbonamento nei distinti con tutti gli amici, ho vicino a me anche un tifoso che viene da Grosseto, Giorgio Mangiapane, che ogni volta si fa oltre 300 km, 3 ore di viaggio per venire a vedere i colori dell'Entella, per cui questo deve essere d'esempio per tutti i chiavaresi che vengono a vedere la squadra della nostra città. Fiera dei Mestieri a San Pietrovara, una conferma nell'estate della Val di Vara. Sì, siamo orgogliosi di aver contribuito anche quest'anno in collaborazione con l'amministrazione comunale di Varese Ligure a questa iniziativa che vede coinvolte tante imprese del settore alimentare, del settore tradizionale artistico e imprese commerciali, che dimostrano quanto sia vivo questo territorio, la comunità poi di San Pietrovara in particolare, e quanta voglia ci sia di valorizzare gli antichi mestieri, le tradizioni, la cultura, la storia e l'enogastronomia, con particolare attenzione al biologico, che poi Varese Ligure credo che a livello nazionale rappresenti proprio un punto di riferimento per il biologico. Tra le novità di San Pietro in Fiera, i macchinari, gli antichi macchinari e i mestieri come venivano fatti proprio una volta. Ma sì, è incredibile, perché possiamo vedere veramente come funzionavano un tempo le varie attività, perché abbiamo il frantoio con la macina, abbiamo proprio sia come dove venivano tagliati le asi, i legnami, no? E in più un'altra ventina di attività che vanno, addirittura abbiamo una guaritrice, ma c'è anche il fabbro, ci sono poi il bacco da seta, quindi come si fa la seta, abbiamo le signore che filano la lana, quindi veramente la riscoperta finalmente dei vecchi mestieri, di quelli che erano i nostri artigiani. Che mestieri troviamo qui? Qui troviamo dal fabbro all'arrotino, seggiolaio, i bachi da seta. Noi alleviamo, siamo tra i pochissimi in Italia ad allevare ancora i bachi da seta. Come vi tramandate questa antica tradizione? Noi abbiamo iniziato quasi per caso, perché eravamo un gruppo di genitori che già facevamo altre attività legate al mondo del paese dove abitavamo, e con la passione di tanti abbiamo iniziato piano piano a creare questo gruppo ormai consolidato in tanti anni di esperienze in giro per centro-nord Italia. Venerdì adesso in apertura i lavori di messa in sicurezza a Carasco, sono terminati quelli sullo Sturla e ora si lavora per rinforzare la scogliera a Rivarola. E poi una notizia importante per la scuola di via Lombardia Sestri Levante, sono infatti arrivati i fondi per la riqualificazione energetica del plesso. Vediamo. Interventi mirati per ridurre al minimo il rischio idrogeologico. Carasco si prepara così alla stagione invernale con lavori di rinforzo degli argini fluviali. A giugno erano iniziati quelli sulla sponda sinistra, guardando verso il mare, del torrente Sturla, nei pressi del nuovo ponte, finanziati con €1 milione dalla Protezione Civile. È stato terminati i lavori mettendo dei massi enormi, cementificati come ci ha chiesto e ci ha dettato il piano di bacino, e siamo andati a chiudere la finestra in località Pian di Rocco, dove ci sono delle fabbriche, era quella che aveva creato la criticità nell'alluvione del 2014. Altro intervento di rinforzo in zona Rivarola, sulla scogliera che contiene l'Entella, dove i lavori sono stati interrotti per lo status di sito di interesse comunitario, in virtù della fauna ittica presente nel torrente. Abbiamo iniziato a rimettere a posto la scogliera che si era ammalorata nel 2011, con delle risorse dall'accisa della benzina. La Regione Liguria ci ha stanziato €280.000, ce ne mancano ancora 220 per finire l'opera. Abbiamo fatto il primo lotto, ora dovremo terminarlo perché siamo stati obbligati a sospendere in quanto lì essendo zona SIC per salvaguardare la fauna ittica, e speriamo di riprenderlo qua a settembre prima che inizi la stagione delle piogge.
L'ufficio tecnico del comune ha anche fatto una richiesta alla regione di 100.000 euro da utilizzare per la pulizia degli argini. Abbiamo constatato che ci sono tanti arbusti e tante piante che stanno rendendo difficile il deflusso delle acque. È un lavoro importante e urgente da fare perché si sta avvicinando l'inverno e abbiamo paura che succedano di nuovo gli eventi che si erano verificati nel 2014. Noi purtroppo siamo un comune che siamo in confluenza con 3 torrenti, Sturla, Graveglia e Lavagna, che poi diventa Lentella, e abbiamo visto che ci sono un grande piante che stanno creando delle criticità. Un sistema di ventilazione naturale, un tetto verde ed un pavimento che trasforma l'energia cinetica in energia elettrica. Sono alcune le più curiose novità in vista della diqualificazione della scuola di Via Lombardia a Sestri Levante. Un progetto ambizioso che sarà avviato il prossimo anno, perché ormai l'inizio delle lezioni è imminente, ma che, a conti fatti, permetterà di risparmiare il 75% di anidride carbonica emessa nell'atmosfera e un abbattimento quasi definitivo del metano necessario alla climatizzazione dell'edificio. Il progetto prevede la realizzazione di un sistema di ventilazione naturale, la creazione di un tetto verde capace di assicurare il giusto isolamento termico, la sostituzione degli attuali corpi illuminanti con alta e maggior resa e minor consumo. Inoltre consentirà anche l'installazione di un impianto di energia rinnovabile destinato ad assicurare le quote indispensabili al funzionamento della struttura scolastica e la sostituzione degli attuali serramenti con nuovi di ultimissima generazione che riducono la dispersione del calore. In alcune aree della scuola è prevista poi l'installazione di una nuova pavimentazione capace di trasformare l'energia cinetica dei passi in energia elettrica pulita, brevettata da una start-up italiana. I lavori sono resi possibili grazie al contributo di oltre 520.000 euro che il Comune di Sestri Levante ha ottenuto con il progetto presentato lo scorso anno, per una spesa totale di circa 770.000 euro. Inizieranno nell'estate del 2020, proseguendo eventualmente nell'autunno, nelle parti non necessarie allo svolgimento della normale vita scolastica. I lavori si integrano con il progetto di riqualificazione della palestra di Via Lombardia, che prevede la costruzione di nuovi locali per il pubblico, con servizi igienici e tribuna, in modo da poter omologare gli impianti alle norme CONI. Nel fine settimana abbiamo parlato della piazzola per l'elisoccorso a Pralungo di Mezzanego. Si sta arrivando alla fine di questo intervento e dunque la piazzola potrebbe essere disponibile già entro la fine di quest'anno. Poi abbiamo parlato di un'iniziativa che riguarda Lavagna. Il Comune ha chiesto ai commercianti di valutare se pedonalizzare alcune zone della città. Questo è stato accolto con favore, però ci sono anche alcuni timori. Sentiamo tutte le interviste. Un progetto iniziato nel 2014 e che vedrà compimento entro la fine del 2019. La genesi della piazzola dell'Elisoccorso non è stata semplice. Il Comune ha dovuto rilevare alcune delle aree da privati nella zona di Pralungo, ai piedi della salita che da Borgonova Ligure porta al Passo del Bocco. L'ultima cosa da fare è quello che l'Enel deve spostare le linee aeree. Telecom ho già fatto, adesso abbiamo pagato i diritti che sono circa 8.000 euro che sono stati versati già nella primavera. Adesso ho sentito la regione che ha dato i nulla osta idraulici per staffare le linee nel ponte che attraversa il Moliana, per cui spero che nel mese di settembre Enel si programmi i lavori in maniera che entro la fine dell'anno di aver terminato questa importante realizzazione che in caso di emergenza sarà un punto importante, perché ci sarà finalmente una piazzola sul nostro fondovalle per atterrare in sicurezza. Il Comune ha potuto contare anche sul sostegno della città metropolitana, poiché nell'area è incluso anche il deposito del sale per liberare la strada dal ghiaccio e dalla neve durante l'inverno. La struttura, estesa circa per 2.000 metri quadrati, includerà anche una ventina di parcheggi per i residenti. Il risultato è buono perché ci sarà anche una dotazione di parcheggi importante a servizio di questa zona del paese, per cui è multifunzionale quest'area. Oltre alla piazzola dell'Elisoccorso c'è anche un po' di parcheggio per i residenti e il deposito del sale, che ormai non viene più grandi freddi, però ci fossero delle gelate, averci il deposito del sale sulla strada che porta al Passo del Bocco è una cosa importante, perché permette l'immediata salagione di queste strade, la messa in sicurezza più veloce rispetto a dove i depositi sono più lontani. A voi commercianti che cosa è stato chiesto?
A noi commercianti è stato chiesto di fare una prima indagine in maniera molto amichevole tra tutti i commercianti per capire chi è favorevole o meno. Io l'ho fatto nella mia via in qualità di responsabile anche di Via Dante e molti, anche perché Via Dante è caratterizzata da una grande presenza di ristoranti o di bar, è favorevole alla chiusura della via. Già il fatto che l'amministrazione abbia chiesto uno studio preciso fatto da esperti su un piano del traffico mi sembra già un punto fondamentale e di grande valore, perché Lavagna purtroppo non ha delle strade di scorrimento in un numero sufficiente per far defluire il traffico della città, soprattutto verso l'autostrada, perché le strade di scorrimento sono Via Dante e l'Aurelia. Via Cavour è in senso contrario, per cui chiudendo appunto Via Dante, sulla Via Aurelia si va a creare un eccesso di mezzi che la percorrono, creando rallentamenti e anche soprattutto sugli incroci le macchine che devono defluire da Lavagna in senso perpendicolare non riescono a defluire. Lavagna ha un ospedale che è sede di DIA di primo livello per tutto il territorio. Vedete delle problematiche anche relative alla sicurezza? A mio parere sì, ci sono e anche quelle vanno valutate con molta attenzione, perché il nostro ospedale, soprattutto col pronto soccorso, è chiaramente il punto di riferimento non solo per la riviera ma anche per tutto l'entroterra e a questo bisogna fare molta attenzione e dare la priorità chiaramente ai mezzi di soccorso. E anche lì noi vediamo, quando facciamo le feste Musiche Gusto e Medioevo con Gusto e chiediamo la chiusura per questi 2 pomeriggi dell'intera città, via Fieschi anche lì diventa praticamente le macchine ferme non hanno possibilità di muoversi perché non riescono ad uscire sull'Aurelia. E anche questo è un punto su cui riflettere molto bene, perché poi possono fare delle prove e vedere cosa succede. Noi lo vediamo nell'ambito delle feste che le persone a un certo orario non riescono proprio più a muoversi se non hanno un motorino o una bicicletta, ecco. Concludiamo con l'approfondimento che questa settimana è dedicata al caos treni. Dopo la soppressione di 23 convogli lo scorso 16 agosto, l'inizio della settimana è stato caratterizzato da alcune problematiche sia sulla linea La Spezia-Genova sia su quella Livorno-Milano, con un treno, un Intercity, che ha rotto per ben 2 volte il locomotore. Questo ha fatto scoppiare la protesta dei pendolari, soprattutto ha portato la Regione a scrivere a Trenitalia in una lettera a Berlino, ha detto: siamo pronti anche a rescindere il contratto dovesse ripetersi questa situazione. Tutti i servizi. Che fatica viaggiare in treno in Liguria. È in sintesi il pensiero del governatore Toti dopo i disagi degli ultimi giorni, oggi compreso. Sulla linea La Spezia-Genova stamani, a causa di un guasto ad uno scambio, diversi convogli, soprattutto regionali, hanno riportato ritardi. Ben più grave però quanto accaduto all'Intercity 35662, partito in orario da Livorno alle 6:25, al quale si è rotto il locomotore subito dopo Genova. A Pontedecimo il treno è rimasto fermo per un'ora. Ripartito ha avuto nuovi problemi al locomotore appena sostituito, suscitando l'ira dei viaggiatori. Il capotreno è stato anche picchiato da un passeggero, episodio che ha richiamato sul posto Polfer e 118. L'odissea dell'Intercity si è conclusa alla stazione di Milano Centrale alle 14:51, 4 ore di ritardo rispetto all'orario d'arrivo previsto, le 10:55. Trenitalia ancora una volta travolta dalle polemiche. Pochi giorni fa, il 16 agosto, erano stati cancellati 23 convogli a causa, secondo quanto dichiarato dall'azienda, di malattie e congedi del personale. Oggi interviene l'assessore regionale ai trasporti Gianni Berrino. Siamo pronti a rescindere il contratto se la situazione dovesse ripetersi, scrive in una lettera inviata a Trenitalia. Ogni treno in meno, prosegue, verrà conteggiato e saranno comminate sanzioni valutate sulla base di quanto previsto dal contratto di servizio e che saranno applicate entro la fine dell'anno. Tutto questo non sarà certo sufficiente perché il danno, soprattutto d'immagine, è stato grave. Ma siamo pronti a prendere in considerazione, conclude Berrino, anche misure estreme. Gli fa eco il presidente Toti. Chiediamo a Trenitalia di anticipare la consegna dei convogli, scrive sui social, e che tutti gli Intercity vengano sostituiti perché quello che è accaduto è inaccettabile. E se il PD, poche ore prima, chiedeva alla Regione di far sentire la propria voce a sostegno dei cittadini, il Movimento 5 Stelle si dice soddisfatto della presa di posizione di Berrino e aggiunge: è necessario che Trenitalia investa subito in nuove assunzioni di personale per scongiurare altri disservizi e cancellazioni di treni.
La cancellazione di 23 treni in uno dei giorni più turistici dell'anno, il 16 agosto scorso, per Trenitalia è dovuta alla momentanea e non prevedibile indisponibilità di risorse tra il personale di bordo. Per i sindacati la verità è un'altra. L'azienda avrebbe spostato il personale dalle linee della Liguria a quelle del Piemonte. Lo scrivono nella lettera inviata ai vertici aziendali, accusati di non aver pensato per tempo ad una corretta programmazione che tenesse conto delle ferie estive dei lavoratori. Il brutto della questione è che Trenitalia ha scaricato la responsabilità sull'utilizzo delle leggi sociali da parte del personale, mentre invece non è assolutamente vero, ma è stata una mancata programmazione già denunciata da tempo da tutte le organizzazioni sindacali. C'è poi la questione dei convogli e dei materiali, spesso troppo vecchi, si parla anche di vagoni di 30 anni riadattati, ma che continuano a dare problemi. Il rincaro dei biglietti dunque non va di pari passo con la manutenzione dei treni. Il problema lì è legato soprattutto alla vetustà dei materiali che vengono utilizzati e che naturalmente, essendo vecchi, sono più soggetti a guasti e quindi a creare dei disservizi. Ieri sull'Intercity Livorno-Milano Centrale, giunto con 4 ore di ritardo per aver rotto 2 volte il locomotore, c'era un abitué del Tigullio, Agostino Fornaroli, che punta il dito sull'inaffidabilità dei treni e non solo. L'Intercity di ieri era un vecchio Intercity riverniciato, con 2 locomotori, uno in testa e uno in coda, carenati, tra virgolette, finti, che diventeranno frecce bianche e probabilmente aumenteranno il prezzo del biglietto. Ciò indispettisce chi lascia ferma l'auto per usare il treno. Il viaggio di ieri è stata una vera odissea, conferma Fornaroli, con tanti problemi per i viaggiatori, molti dei quali turisti. Essendo salito a Chiavari alle 8:24 c'erano molti turisti, anzi la maggior parte, gente che aveva l'aereo. Aerei low cost, che quindi non potevano cambiare biglietti. È stata come una tempesta perfetta quella del 16 di agosto, però è stato un episodio unico perché in oltre 4 anni e passa che sono assessore dei trasporti mai era successa una vicenda di questa portata e dal pomeriggio del stesso giorno però si è tutto normalizzato e quindi il fatto rimane grave, è chiaro, però lo dobbiamo circoscrivere ad una mattina. Anche tenendo in considerazione che la regione Liguria è una delle regioni con la più bassa percentuale di cancellazioni, questo anche perché monitoriamo costantemente il servizio e il nostro discutere con Trenitalia è all'ordine del giorno. Ciò non toglie che è un fatto che non doveva capitare, che è accaduto ed è molto grave, per cui ci siamo subito attivati con un confronto serrato con Trenitalia, la quale appunto ci dovrà dire che cosa è successo. Ho già anche anticipato, anche per scritto a Trenitalia, che un altro episodio di questo genere potrebbe portare ad una valutazione se rescindere o no il contratto, perché è una mancanza contrattuale molto grave. Poi è chiaro che nessuno vuole lasciare la regione di Liguria senza trasporto ferroviario, però è anche chiaro che Trenitalia non può approfittarsi di questa situazione per non mettere in atto iniziative volte alla riorganizzazione del suo personale, quindi per far sì che episodi di questo genere non avvengano più in futuro, perché sarebbero intollerabili. Le associazioni dei consumatori chiedono l'apertura di un tavolo di confronto. Avete in programma iniziative di questo genere? Ma un tavolo di confronto con le associazioni, ad esempio con i comitati dei pendolari, esiste dal 2016, è stato da me voluto proprio per capire le loro esigenze, per spiegare, per trasferire a Trenitalia le loro richieste, perché laddove possibile sono sempre anche state accettate. Quando la prima cosa che faremo è avere un incontro con Trenitalia entro i primi 15 giorni di settembre, per poi incontrare naturalmente da una parte i sindacati e dall'altra parte le associazioni dei consumatori per verificare e per trasferire loro le spiegazioni che ci sono state date. Noi applichiamo il contratto che prevede che oltre una tot percentuale di disservizio scatti anche il rimborso, ma ripeto, essendo stato un episodio unico, dobbiamo capire col nostro ufficio come incide questo sul contratto, nonostante 23 treni cancellati in una mattina siano una cosa gravissima. Bene, siamo giunti in conclusione, grazie per averci seguito, ci ritroviamo domenica prossima, buon proseguimento con i programmi di Telepace.